È la Igor Gorgonzola Novara ad aggiudicarsi l'anticipo della seconda giornata di ritorno contro la Banca Balsapina Millennium Brescia, che deve forse rimproverarsi una finale di secondo set in cui poteva riaprire il match. Mazzola schiera Pekis in diagonale con Camilla Mingardi, Rivero e De Gradi in posto 4, Veltman e Spiccia al centro con Francesca Parlangeli come libero. Coach Barbolini schiera Hancock in diagonale con Brakocevic, Velkovic e Chirichella al centro, Courtney e Vasileva in posto 4 con Sanson nel ruolo di libero. Nel primo set inizialmente le due squadre vanno a braccetto, equilibrio che viene spezzato da Brakocevic con il 12-10 per Novara. Vasileva fa 21-16, poi chiude Chirichella 25-19. Nel secondo set parte meglio Brescia con Rivero fa 11-7, Mingardi fa 13-9 e sempre Rivero fa 19-15 al termine di un grande scambio. Novara però ricuce prontamente il gap sul 19 pari, poi il turno al servizio di Hancock fa la differenza e il secondo set si chiude 25-22. Nel terzo parziale Novara è sembrata in controllo del match sin dalle battute iniziali. 11-6 grazie a Courtney e 15-9 con Vasileva. Sempre la schiacciatrice americana fa 18-12. Poi la formazione bresciana ha un sussulto e trascinata da Mingardi si porta a -2 sul 21-19. Novara però nel finale di set accelera nuovamente e chiude 25-21. MVP del match Stefana Velkovic, 11 punti per lei, 16 per Brakocevic e 13 per Chirichella per Novara. Per Brescia invece 14 punti per Mingardi e 10 per De Gradi. Nel prossimo match Novara affronterà tra le mura amiche la Lardini Filottrano. Per Brescia altro match interno contro la Unity Work Busto Arsizio.